Poi alzo il tiro che dico che se non si cambia passo sull'autonomia in tempo utile per le regionali, veramente qua si rischia serio. Io sono pronto a fare anche un passo importante, perché non sento veramente un ragionamento dietro un tema così serio. Io sono assolutamente convinto che il Movimento 5 Stelle è nato per fare gli interessi di tutti i cittadini d'Italia e quindi anche del Veneto. Se questo non viene capito e se non vengono dati i messaggi che il Veneto si aspetta, è evidente che non stiamo facendo quello per cui siamo stati chiamati. Intende dimissioni, non ricandidarsi, passare ad altro movimento? No, non voglio passare, io ho fatto una scelta coerente. Io però credo che bisogna dare delle risposte e queste risposte che stiamo sentendo non vanno nella direzione giusta, cioè noi abbiamo riportato sul piano, diciamo, del dibattito la guerra tra nord e sud, che è stato uno dei motivi, se non il principale, per cui io non ho mai votato Lega in vita mia, che c'era sempre questa diatriba nord-sud che assolutamente non la concepisco, tantomeno adesso che la stiamo sollevando noi.